Buongiorno cari amici, benvenuti alle Sibille Live del Marietto Veneziano. Sono qui per voi per mezz'ora dalle 9 alle 9 e mezza, di solito sono sempre alle 10, ma oggi per via di situazioni eccezionali ho spostato alle 9. E intanto che si aggiungono delle persone, voglio commentare e rispondere a alcune persone che mi hanno fatto delle domande live nel canale. E la prima è quella di Lara, di una mia amicizia che appunto chiede per un, come si suol dire, per un video che ho messo per allontanare le energie negative, come si unge, o per avvicinare come si dice, le energie positive, perché chiaramente quando si allontanano le energie positive, poi bisogna, scusate, quando si allontanano le energie negative, poi per forza di cosa bisogna avvicinare le energie positive. Quindi si allontanano le negative e si avvicinano di riflesso quelle positive. La prima cosa, intanto per chi mi raggiunge può iniziare a fare le domande per le Sibille Live se vuole. Quindi come si unge con l'acqua santa o benedetta, chiamiamola poi come volete, ma si usa quel circuito che ha ideato De Ganda e poi ha creato il Marietto Veneziano. Beh, si unge in teoria, in pratica, dal centro all'esterno, così che si allontana, si unge in questa direzione qui, non in questa perché vuol dire richiamare. Noi richiamiamo già le energie con praticamente la voce quando praticamente diamo il là alla nostra operazione magica sul foglietto di carta. Poi risponde anche un'altra amicizia che dice: se entro 9 mesi non si sono visti questi effetti della Dagida, cosa bisogna aspettare? Allora, il problema è questo: quando si fanno le Dagide, di solito prima dei 9 mesi qualcosa succede. Il problema è che per restare dentro nei costi, molte persone non fanno, io parlo sempre di 9 mesi perché parto dal presupposto che ogni mese si fa la Dagida. Le operazioni magiche devono restare in 9 mesi e non, come si suol dire, in meno di 9 mesi, e cioè quando lo vediamo in un esempio molto classico, ogni volta che voi alla domenica vedete una religione di Stato che fanno dei riti, no, che chiamiamoli messe, chiamiamoli come volete, culti, praticamente perpetuano un rito propositivo, pro bono, no? Come si chiama? Un rito benefico, un rito che però le energie se le pigliano loro. Quindi quando una persona inizia una dagida o un rito propositivo per l'azienda, per la persona, in teoria dovrebbe sempre tenere conto di 9 mesi, cioè ogni mese per 9 volte dovrebbe farlo. Per contenere i costi chiaramente si cerca di calibrare il tempo, si cerca di calibrare il tempo nel minor tempo possibile, cioè praticamente se il tipo ha bisogno di 9 dagide, però si cerca di 3-4 ripetizioni ogni mese, magari per 2 o 3 mesi. È chiaro che la dagide è partita, ma non ha tutta la potenza come se si facesse per 9 mesi di fila, no? Perché il Marietto aveva detto, quelle storie dei 28 giorni, dei 7 giorni, di farvi camminare sull'acqua, non funziona. Ripeto, chi vuole fare delle domande per le sibille interattive è benvenuto, per il semplice fatto che questa mattina si fanno come si dice, le sibille interattive. Quindi per quelle persone che vogliono fare la Dagida, la teoria è questa. Purtroppo incidono i costi di lavorazione, i costi di fare. La Dagida non è uno scherzo, si impegna di notte, si lavora lungo, duro, e quindi ci sono dei costi. Quindi è chiaro che se una persona vuole fare una Dagida su un'altra persona e ha la potenza economica di farlo per 9 mesi di fila, dopo 9 mesi di fila gli arriva una botta importante. Se però una persona inizia a fare 2 o 3 mesi, dopo 9 mesi dovrebbe cominciare a vedere i primi frutti, però chiaramente non sono potenti come se avesse fatto i 9 mesi canonici. Quando vi dicono di meno, no? Cioè, nel senso, quando vi dicono che in 28 giorni un colpo lunare e poi funziona la cosa, sono favole, capite? Sono favole e sempre a non dire altre cose per il semplice fatto che la forza lunare è forte, sì, però insomma, una volta o due. E poi bisogna sempre tenere in considerazione che quando si fanno delle indagini, se ci sono altri soggetti implicati, cioè se c'è
una compagna, così, bisogna prima fare un slegamento, perché sennò l'agita chiaramente ha importanza, ha forza, però chiaramente se c'è qualcuno che è collegato energeticamente al soggetto che si vuole colpire, è chiaro che praticamente perde di potenza. Però io sostengo sempre i 9 mesi e non ci sono stanti. È chiaro che se una persona mi fa 4 mesi la Dagida, no? Non sarà mai potente come una persona che fa per 9 mesi il rito. E questo lo vedete alla domenica mattina, sabato mattina, i vari rosari, no? Ci sono religioni di Stato che continuano a, come si vuol dire, a fare, a perpetuare questi riti operativi propositivi, cioè questi riti che cercano il benessere economico, fisico, spirituale, in teoria degli adepti, ma in realtà poi sono dei centri delle pile energetiche. Poi rispondo anche ad altre persone che mi chiedono, ad esempio, io intanto sto aspettando gente che fanno domande per le Sibille, se sono interessati. Se no farò un mazzetto a 3, così che le persone vedono un po' e scelgono le proprie Sibille, il proprio mazzetto. Allora, rispondo a delle persone che si vogliono cimentare nell'esoterismo, aprire un'attività e quanto, no? Allora, per entrare nell'esoterismo bisogna avere anni di esperienza, perché succede spesso che delle persone quando hanno dei doni, no? Dei doni, ma sono anche bravi tecnicamente, però non hanno competenze, e cioè hanno letto 4 libri, detto 4 paroline, ma non hanno mai fatto un rito operativo, non sanno cosa vuol dire, non sanno i costi che c'è dietro un rito operativo, non sanno la fatica di alzarsi di notte, agganciarsi a certe forze planetarie, non sanno cosa vuol dire fare un sigillo, cioè teoricamente magari lo sanno, ma poi in pratica corrono magari al supermercato a comprare la prima candela o al mercato la prima candela e scimmiottano qualche frase. Quando si entra nel mondo esoterico la cosa è molto complicata, è difficile, a parte la concorrenza che si vede sui social, no? C'è gente che ne spara così grosse che anche quando si leggono è incredibile. In più bisogna tenere in considerazione che non sono tutti stinchi di santo, quindi quando qualcuno vi contatta deve sempre tenere in considerazione il fatto che magari vi aggancia delle energie nefaste. Qui in più ci vuole le competenze. Iniziare un'attività esoterica, no? È una cosa difficile perché magari funziona a livello economico, ma poi dopo a livello energetico, dopo qualche anno, si hanno dei risultati tremendi sul fisico, no? Infatti moltissimi che sono sul tubo, che sono bravissimi sibillologi o quant'altro, spesso e volentieri purtroppo poi stanno anche male fisicamente, proprio perché non hanno le competenze per capire che c'è un limite, no? C'è un limite fisico in cui non si può recepire più di tanta energia, possono dire quello che vogliono, ma alla fine il prezzo da pagare è troppo alto, no? Quindi per tutti quelli che iniziano un'attività esoterica, no? L'importante è iniziare bene con le protezioni a go-go, no? Dire meno favole su internet che vi danno energia, 24.000 boss, 30.000. Ciao Antonio. Antonio, è questo periodo delle Sibille, se qualcuno vuole fare delle domande con le Sibille, Manetto è ben contento. Quindi quando uno approccia la materia esoterica, magari vuole entrare anche a livello commerciale, deve sempre avere delle protezioni e poi bisogna studiare e avere tantissimi libri che parlano della materia esoterica. Non è che uno dice a un certo punto io il dono di qualsiasi dono, no? Parlo con gli extraterrestri, dico le paroline epitete e papite, queste funzionano. Cioè, bisogna essere realisti. È vero che magari uno ha il dono, però purtroppo nel mondo esoterico è anche pieno di lutti. Quindi se uno parte col piede giusto, magari ci metterà 3-4 anni per incominciare a ingranare e essere anche di servizio alle persone, oppure magari fa un fuoco d'artificio e poi dopo si ammala, perché il rischio è forte di ammalarsi perché si attirano energie nefaste. Quindi il consiglio marietto è sempre stare col piede di piombo, avere una vera cultura esoterica, comprare molti libri di magia vera, no? Non di quelle che vi promettono 4 paroline magiche alla piff alla puff, no?
e poi camminate sull'acqua. Cioè, io sto parlando di cose serie, di queste cose serie costano, cioè le persone non devono pensare che si mettono davanti al computer perché magari dicono la battuta scherzosa sui social e fanno un movimento e le persone poi vanno da loro, però non vanno tutti stinchi di santo e di conseguenza poi dopo ci sono nella famiglia e nel fisico dei contraccolpi difficilissimi da tirare via. Quindi tutte quelle persone, come si dice, che si approcciano alla materia e vogliono aprire un'attività, il vostro maledetto ha già dato delle pillole su cui comprare dei libri importanti e poi studio, cioè quando uno comincia a studiare capisce che l'esoterismo non è uno scherzo, con le energie non si scherza, è il prezzo da pagare. Io conosco gente che aveva dei doni potentissimi ed è impazzito. Quindi proprio impazzito perché è entrato in posti dove non doveva entrare, si era un po' montato la testa. Conosco altra gente che sta male fisicamente, anche se sembrava un donatore di... E conosco gente che se n'è andata proprio perché non ha capito cosa stava dicendo, si era messo un circuito da 900.000 bovi sotto il letto. Quindi sono tutte cose che bisogna tenere in considerazione. Quindi chi parte, no? Chi parte con questa attività, il mio consiglio è di leggere molti libri di alta magia operativa e di capire che quando si entra in questo mondo bisogna essersi protetti, no? Poi vediamo altre domande, visto che nessuno vuole farmi delle domande sulle Sibille, no? Si vede che l'orario è presto. Vediamo un po'. Buonasera. Ci sono quelle qua. Ecco, c'è un'altra mia amicizia che in un video mi ha fatto la domanda se nei rituali semplici per attirare le persone, io ho usato un circuito. Esatto, bravo Antonio, hai fatto una bellissima domanda e adesso vediamo quelle sibille. E rispondo in due modi. Adesso, la prima cosa è voglio rispondere a quella persona che mi ha fatto... Allora, io quando faccio i video con dei circuiti, i circuiti non è che sono monolitici, non è che quando uno usa un circuito funziona solo per quella cosa lì. Ci sono i circuiti che hanno più funzionalità. Usare la conchiglia è la cosa più potente, nel senso che quando si mette qualsiasi cosa dentro una conchiglia, la conchiglia è l'emettitore più forte che esista su questo pianeta, perché, come diceva il capitano delle Alpine di Torino, Dio ci ha messo milioni di anni per creare una conchiglia. Buongiorno Chiara, se hai qualche domanda Chiara per il Sibille, perché questo è l'ora Sibille, intanto intrattengo le persone per aspettare il mare. Allora, dovete tenere presente che ci sono dei circuiti che possono essere ambivalenti. In alcuni riti è chiaro che sarebbe meglio anche la conchiglia, ma per rendere il rito più abbordabile per tutti, chiaramente cerco di usare il minimo indispensabile di attrezzatura. Questi riti che ho messo su internet sono riti facilissimi, riti che non comportano contraccolpi e anzi alcune volte sono di difesa, no? Quindi sono utilizzabili da tutti, basta che qualcuno ha pochi euro e si compra l'attrezzatura. Però voglio rispondere alla domanda di Antonio. Allora, quando viene lanciato un rito, praticamente la prima cosa che bisognerebbe fare è ancora prima, con un circuito del sì e del no, scusate, con un quadrante radiostesico così del no, col pendolino si valuta se ci sarà questo effetto sperato. Chiaramente se lo facciamo noi di solito salta sempre fuori per empatia che diciamo che funziona, no? Il rito può anche funzionare, nel senso noi vediamo che funziona, cioè il pendolino ci dice che la cosa funzionerà, però magari noi non vediamo gli effetti sperati subito. Ma questo non vuol dire che non ha funzionato, ogni cosa che viene lanciata funziona, il problema sono le tempistiche. Più noi perpetuiamo questo rito, e lo vediamo nelle religioni di Stato che ogni domenica piazzano lì milioni di persone a ritualizzare con le varie forme, no? E più noi chiaramente avremo successo. Il problema è che ci sono alcune volte delle situazioni in cui la situazione sembra volgere a favore, ma poi ci sono delle variabili che sono karmiche che purtroppo ci fanno sembrare che la cosa non funzioni. Ciao Tiziana, grazie di essere qui.
Quindi, però, il fatto che quando noi lo lanciamo la cosa funziona è indubbio, anche se non vediamo subito i risultati, no? Anche se non vediamo subito i risultati, la cosa funziona. Mm, purtroppo è che noi vogliamo subito il risultato facile. Poi magari dipende anche dal rito. È chiaro che ci sono dei riti, ad esempio, per direttori di banca che vogliono fare la scalata, allora lì purtroppo bisogna o usare riti bassi, scusate, riti bassi, riti con energie basse, no? Oppure è difficilissimo, soprattutto per la banca, far scendere un genio altissimo e fare in modo che lui faccia la scalata, no? Quindi ci sono situazioni in cui purtroppo bisogna usare energie nefaste per accelerare al massimo come si dice, i risultati. È chiaro che per un esoterista di magia rossa è più facile fare riti operativi propositivi, no? Che diano benedizioni. Per uno ritualista che usa tantissime energie basse, invece, è chiaro che si vedranno gli effetti subito, no? Purtroppo dopo c'è come si dice, un prezzo da pagare importantissimo. Questo voi lo vedete anche sui social, che spesso e volentieri molti, come si dice, divulgatori poi si ammalano e magari contattate anche per dei lavori seri, importanti, e vi rispondono che non possono perché sono ammalati, no? Il fatto è che purtroppo questo lavoro, se non si è ben corazzati e se non si scelgono i clienti, a un certo punto, per forza di cose, si beccano energie basse e di conseguenza l'avversario. Quindi, ok, chiaro, capito. Quindi capite, cari amici, che la situazione è ben complicata sia per chi entra nel mondo, no? Se non è ben corazzato e non sa dove mettere le mani, sia per chi officia tout court a casa. Il vostro maledetto vi ha sempre detto di stare lontano da certi gruppi, no? Dove si dicono mandami luce colorata e quant'altro, proprio per questo problema qui. Proprio perché a un certo punto, quando ci si collega con le luci colorate, che sembra anche una cosa carina, alla fine purtroppo no? Ci si collega con l'egregora e non sappiamo chi l'ha creata questa egregora, cosa realmente vuole fare. Bene, io aspetto ancora delle domande di chi mi segue, io sono qui con le Sibille, no? Stamattina vedo che c'è poca spinta, anche perché effettivamente non avevo preparato nessuno per venire, per il semplice fatto che purtroppo dalle 10 ho un'altra attività da fare, sempre magica, e quindi di conseguenza ho dovuto anticipare perché ormai vi ho detto. Comunque, se non avete domande adesso e vi vengono delle domande, vi ricordo venerdì sera alle 21:30 il Vegata. Vediamo se ci sono altre domandine, così. Ecco, risponda a una domanda di un'amicizia che chiede se le candele in cera sono più efficaci delle candele normali. Allora, il problema è un po' quando ho iniziato io, no? L'ideale era, tutti parlavano delle candele di cera. Effettivamente le candele di cera all'inizio molto probabilmente possono dare un beneficio in più, ma poi alla distanza, no? Il fatto è che vengono consacrate e vengono usati oli con determinate sostanze, poi sta nella forza animica del mago che gli imprime la sua forza alla candela, le sue energie, e quindi diciamo che per partire sì, le candele, infatti io ho visto una volta una signora che, come si vuol dire, ha voluto cimentarsi in questa attività in modo un po' così, un po' um, alla Brancoleone, no? Sapete quelle signore sui 50 anni un pochettino così, che sono ancora piacenti, però purtroppo non hanno più grip nella realtà, e era anche in quel periodo lì girava bene finanziariamente, allora ha iniziato. E mi ricordo che faceva arrivare le candele da un mago famoso, e effettivamente, anche se lei purtroppo non aveva le qualità, con queste candele qualche risultato lo ha avuto.
Poi è chiaro che ha pagato il prezzo, come detto prima, perché è partita a Brancarione, pensava di essere una strega, in realtà poi dopo è chiaro che è andato a toccare qualcuno che non doveva e gli è arrivato il rinculo. No? Quindi effettivamente per chi inizia le prime armi le candele di cera di api sono più performanti. Poi è chiaro che con le attività che uno fa, se perpetua e consacra candele tutte sante lune piene o nere, no? È chiaro che poi l'attività l'energia dell'esoterista, l'energia del mago che influenzano tantissimo le candele e di conseguenza uno dopo anni e anni può andare a poi capite ci sono candele anche di fabbrica, no? Che ci sono candele ottime anche fatte in fabbrica che poi è il mago che con le sue energie, consacrazioni e i suoi metodi, no? Però potendo è meglio sempre la candela di cera d'api, questo è vero, soprattutto all'inizio. Poi dopo sta il mago con i suoi vari oli sacri, le sue varie essenze, i vari incensi. Dopo, col tempo, il mago riesce a sintonizzare il materiale giusto e quindi di conseguenza può anche usare candele semplici, no? Comprate in qualsiasi posto, però il problema è che all'inizio il materiale costa tantissimo. Poi costa anche tanto, perché la candela non è la cosa più importante, ci sono oli, spezie, ci sono, come si dice, incensi rarissimi che bisogna quelli, magari si trovano una volta all'anno e bisogna comprarne in abbondanza. E quindi tutto fa. È chiaro che poi ci vuole la veste e tutto quanto. Poi quando si accende una candela bisogna sempre ricordarsi che bisogna sempre essere protetti, perché non si sa mai chi si va a toccare. Vediamo un attimo una domanda. Vedo che queste domande, così oggi, visto che non c'è nessuna domanda, ecco. A alcune domande ho già risposto. E la classica domanda sul Covid, io sono della mia idea, e cioè che in questo periodo il Covid sicuramente esiste una parte importante di questo virus che gira, che viene magari usato dal nostro governo per attuare dei sistemi di prevenzione per via, dal mio punto di vista, che potrebbe succedere che arrivi una guerra e quindi direttamente o indirettamente ci stanno preparando anche a livello mentale ad avere certe forme. Il Marietta l'ha sempre detto già 5-6 anni fa che sarebbero arrivati questi momenti e non sono momenti facili per nessuno, chiaramente l'economia è a terra, però purtroppo se il governo italiano e tutto le forze dell'ordine si stanno muovendo in questa forma, un perché importante c'è e di solito ci hanno sempre azzeccato. Infatti noi abbiamo perso la guerra, siamo diventati la quinta potenza economica mondiale. Quindi è chiaro che molte volte è brutto vedere quello che succede e come stanno piegando in due l'economia, ma stanno facendo tutto per resistere a questa ondata, a questo attacco invisibile che stanno portando l'Italia. Chiaro che, come ho sentito qualche tempo fa un commercialista, era preoccupatissimo perché vedeva arrivare una situazione come la Grecia. E quello è il male minore perché succederà in altri posti proprio una guerra, quindi bisogna in un certo senso accodarsi a quello che decide il governo e fare del viso cattivo gioco. Io la vedo così, anche se questo periodo all'Italia secondo me porterà bene. Bene, cari amici, io ho detto tutto, aspettavo qualche domanda per le Sibille da voi, visto che non ce ne sono, posso chiudere tranquillamente, ho risposto anche alle varie domande che mi avete fatto. Vi ricordo che se non avete ancora domande, aspetta, rispondo poi a Antonio. Se con 5 carte, se il rituale che lui aveva fatto andrà a buon fine. Ho risposto a tante domande, ma non altre. Vediamo un po'. Cioè, tante domande sì sul cubo, ma non tante domande sulle Sibille. Vediamo un po'. Allora, se il rituale che ha fatto Antonio andrà a buon fine. Allora, il taglio
è particolare, vedi, c'è vecchia signora e delirante, quindi sembra che ci sia il supporto di una persona grande e però c'è tanto chiacchierino intorno. Adesso vediamo però 5 carte se il tuo lavoro, Antonio, è andato a buon fine. Nemica, viaggio, vedovo, vuoi vedere. 7 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, il tuo lavoro, Antonio, ha avuto molti blocchi, molti ripensamenti, vedi? Nemica, vedovo e prigione. Quindi diciamo che tu qui sei qua che speri, no? C'è un cambiamento e sei pensieroso. Io dico che il lavoro che hai fatto ti sta portando ai pensieri che sei qua, no? E se vedi c'è casa e Belvedere, casa e Belvedere che sono carte positive e anche viaggio potrebbe essere intrapreso come carte positive. Però c'è stato dei blocchi sul tuo lavoro, vedi, il tuo lavoro esoterico. Quindi dovresti, secondo me, anche perché vedi, c'è nemica, ci sono stati due blocchi, tre blocchi, nemica, vedovo e prigione. E su 7 carte diciamo che il rito che hai fatto non è potentissimo, cioè nel senso è potente, potrebbe essere andato a buon fine, no? Però ha avuto molti blocchi e chiaramente hai avuto anche dei rimpianti, magari alcune volte per alcune, come si dice, per l'evoluzione di questo rito, però sei stato sempre speranzoso e in fondo sembrerebbe quasi che qualcosa di buono porti a casa con questo rito, solo che c'è un po' un blocco, c'è un blocco e diciamo che a 50-50, non direi che ha fatto un furore questo rito qui, però non è neanche un rito da buttare via perché ci sono la casa che dà sempre, come si dice, della consolazione, no? Quindi, e tu sei in pensiero per questo rito, si vede, no? C'è la carta del pensiero e quindi ci tiene a questo rito. Il problema è che hai avuto, vedi, rimpianti e un blocco importante. E poi c'era una nemica alla partenza su questo rito qui, c'era qualcuno che remava contro. Tutto sommato, magari per essere uno dei primi riti che stai facendo in modo importante, diciamo che non è poi andato così male. Ci sono dei riti proprio che quando li valuto sono dei disastri. Bene, vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, Antonella ecco, l'Antonella fa una bellissima domanda. Posso farti la domanda come andrà il progetto che dovrei portare a termine per il prossimo anno? Allora, vediamo Antonella e il suo progetto. Il suo progettino. Sibilla, ditemi come andrà il progetto di Antonella per il prossimo anno. Allora, gran sorpresa, consonante sorpresa e giovane fanciulla. Allora, è una cosa nuova, vedi che c'è la fanciulla che è nuova e sembrerebbe dal taglio che le cose vadino bene, molto bene. Si vede proprio che è una cosa nuova. Vediamo 7 carte. Allora. Beh. Allora, vedi, Antonella. Allora, penso che la cosa vada piuttosto bene, perché vedi? Allora, la partenza è stata propositiva, nel senso che hai grandi aspettative, però hai avuto gente che praticamente parlava male, poi una nemica è morta, cioè hanno tentato di bloccarti. C'è stato la partenza sembrava molto positiva, poi c'è stato un attimo che hai avuto un periodo veramente importante e negativo, perché vedi c'è stato anche un freno tremendo portato da una donna molto probabilmente giovane, perché parlavano male, sai, dicevi, non c'era tanta sicurezza, però il futuro come lo vedo? Qui sei tu, amatrice, fedeltà e allegria. Beh, queste 3 carte sono 3 carte vincenti, in cui la matrice è sempre una carta positiva, questa sei tu che la vedi positiva, fedeltà vuol dire amore, vuol dire riuscita e allegria vuol dire successo. Diciamo che molto probabilmente, Antonella, hanno tentato di frenarti, di dissuaderti, di tagliarti le gambe, come si dice, ma il tuo progetto, se lo metti in atto, molto probabilmente avrà successo. Successo perché
hai solo carte vittoriose. Il più brutto secondo me è questo periodo, poi dopo dovrebbe proprio evolversi in meglio. Bene cari amici, abbiamo fatto questa mezz'oretta insieme, vi ringrazio di avermi seguito, le sibille ci saranno domani alle 21:30 con il De Garda sul suo canale. Grazie cari amici e alla prossima.